meno 2 gradi, giusto? Esatto. Bene, oggi ci troviamo in Gallura, siamo nel comune di Telti in questo momento e oggi per l'11ª puntata, assieme a Francesca Ruiu, che è una guida ambientale escursionistica e turistica che organizza bellissime escursioni in tutta la Gallura, ci porterà a conoscere una Gallura sicuramente diversa da quella che conoscono la maggior parte delle persone, diciamo la Gallura vera, quella autentica, giusto Francesca? Esatto. Dove ci porti oggi? Mi sa che dobbiamo salutare Adriana. Però. Sì. Ah, è vero, hai ragione, mi dimentico sempre. Andiamola via. Non è possibile. Allora, diteci nel frattempo, sempre come al solito, se l'audio e il video sono a posto. Mi raccomando, fatecelo sapere nei commenti e noi andiamo avanti. Allora, Francesca, dici un po' cosa facciamo. Oggi faremo un piccolo giro in questa zona che si trova tra Telti e Calangianus e alle nostre spalle vediamo il Monte Saurru, che è una delle montagne più alte di questa zona. Faremo una piccola passeggiata qui nei dintorni, nella zona di San Bacchisio esattamente, quindi ammireremo la vegetazione, una piccola chiesetta che c'è qui vicino e poi faremo un salto agli olivastri millenari di Luras. Diciamo che oggi vedremo qualcosa che non è assolutamente turistico, quindi saremo immerse nella natura, in una vegetazione che per fortuna è abbastanza originaria, è stata un po' intaccata nel periodo dei carbonai come in altre zone, però è assolutamente non turistica e meriterebbe davvero di essere valorizzata. Grazie, e di essere conosciuta un po' di più, anche perché con tutta la gente che viene al mare in questa zona, credo che sicuramente qualche giorno, anche qualche escursione in campagna lo meritino. Tra l'altro diciamo che questi monti rimangono freschi anche in piena estate, giusto? Assolutamente, se contate che Telti è comunque a una quindicina di chilometri da Olbia, è facilmente raggiungibile, quindi in un attimo dal mare potete passare alla campagna e agli ottimi anche prodotti tipici che si producono nella zona. Certo, e anche a luoghi dove si può godere sicuramente di pace e silenzio anche in piena stagione turistica. Esatto. Quindi prendete nota soprattutto per tutte quelle persone che magari il resto dell'anno vivono in continente ma passano anche molti mesi in Sardegna perché magari hanno la casa in questa zona, e sono tantissime, anche per fare qualcosa di diverso e scoprire il territorio anche con chi lo conosce bene, che come sappiamo, come vi stiamo mostrando in tutte le nostre puntate, è sempre un valore aggiunto, veramente visitare un luogo con chi lo abita, lo vive e soprattutto lo ama e lo conosce bene, quindi assolutamente. Bene, noi cosa dicono? Tutto a posto. Tutto a posto, bene, perché dovete sapere, volevamo fare la diretta alla chiesetta che invece vi mostreremo stasera alle 21:30, quindi non perdete questa puntata, ma come sempre per la diretta dobbiamo anche sottostare a quello che ci dice il segnale, perché altrimenti non ci vedreste, non ci sentireste, quindi stiamo veramente on the road praticamente. Dopo facciamo una foto perché abbiamo messo di Adriana che è proprio esatto, abbiamo messo i cavalletti praticamente sul bordo dell'asfalto. Non siamo in cunetta perché come vedete c'è un cancello dietro, quindi abbiamo anche le mucche qua dietro. Dopo le facciamo una ripresina anche alle mucche perché meritano, sono veramente belle, sono delle mucche bianche. In realtà appena siamo arrivate non erano così felici, ci hanno dato il benvenuto. Hanno iniziato a muggire. Sì, a muggire anche abbastanza forte. Esatto. Però adesso si sono tranquillizzate, ci hanno dato il permesso di stare qui. Hanno capito che non era il pastore che veniva a dare da mangiare e si sono tranquillizzate.
Poverine. Allora ragazzi, ditemi un attimo l'ora, così 8:05. 8:05. Bene, abbiamo ancora qualche minuto di tempo, quindi allora, prima di ricordarvi insomma tutte le varie cosine che vi ricordiamo di giorno, vorrei chiedere a Francesca di parlarci un po' di più anche della sua attività di guida, come contattarti eccetera. Poi ovviamente i suoi contatti li metteremo anche nella descrizione del video, anche della diretta, ma anche quello di stasera. Prego, Sì. Allora, io lavoro come guida turistica ed escursionistica dal 2015, lavoro principalmente con il mercato tedesco, faccio gruppi sia di trekking che culturali, e poi ho anche una piccola associazione che si chiama Raikes. Ci occupiamo sia di escursioni che di trasmettere un po' quelle che erano le tradizioni della Gallura, ma anche un po' di tutta la Sardegna, principalmente della Gallura. Io sono cresciuta in uno stazzo qua vicino, saprete più o meno tutti che cos'è uno stazzo, sono le case tipiche della Gallura. La prossima volta vi ho detto venite a pranzo, ma oggi mi avete detto che siete di corsa, altrimenti ve l'ho fatto assaggiare la zuppa gallurese, però peggio per voi. La prossima volta Torniamo. la prossima volta. Mannaggia. Quindi potete immaginare da cosa nasce anche la passione nel mio lavoro. Nasce proprio dal mio essere cresciuta qui nella natura, tra questa vegetazione fatta di odori e di profumi bellissimi, rocce fantastiche che ispirano anche la fantasia. Infatti dopo vi farò leggere anche un pezzettino di uno dei miei racconti ambientato proprio in queste zone, tra queste rocce, grotte che andremo a visitare assieme. Come vi dicevo, ho un'associazione, ci occupiamo di escursioni, però ultimamente, come ti ho parlato mesi fa, con una mia amica che si occupa di meditazione, ci siamo inventati anche i Meditrek, e quindi facciamo delle escursioni nella natura dove facciamo trekking. Io mi occupo naturalmente della parte escursionistica, invece la mia amica, che è esperta di meditazione, si occupa naturalmente delle parti meditative e più spirituali. Devo dire che nonostante il periodo non facile stiamo avendo diverse soddisfazioni, stiamo lavorando soprattutto con i locali, che sembra che dopo il lockdown stiano riscoprendo sia la voglia di uscire, di stare in mezzo alla natura, ma anche di stare un po' dentro se stessi, quindi siamo veramente soddisfatti di questo. Sì. Grazie, salutiamo, lo possiamo anche nominare, salutiamo sì, Efisia Pisano. Sicuramente io vedo sempre le foto che pubblicate dopo i Meditrek, sicuramente sono delle esperienze meravigliose. Chissà che un giorno non riesco a partecipare anch'io. Ovviamente siamo sempre in coincidenza anche con le mie escursioni, però sicuramente ve le consiglio, soprattutto anche per chi sta in questa zona del Nord Sardegna, che magari può essere un po' lontana da altre zone della Sardegna, però secondo me varrebbe anche la pena, tanto anche spesso durano tutto il weekend, quindi di prendere e passare un weekend in Gallura diverso, anche unendo meditazione e trekking, e quindi un weekend più introspettivo, come avrà capito chi ci segue, magari non mi conosceva da prima, ho una particolare sensibilità per queste tematiche, perché come avete visto anche da altri ospiti che sono stati qui con noi, che hanno partecipato alle nostre puntate, ecco, crediamo che affrontare tutto ciò che facciamo, quindi da una semplice, quello che può essere uno svago del fine settimana, può in realtà diventare un'occasione di crescita, un'occasione di introspezione, di fare un'esperienza più profonda. Cioè, diciamo che quello che mi piace sempre osservare è che non è detto che se uno si diverte deve per forza fare qualcosa di leggero. Ci si può divertire, personalmente mi diverto anche di più quando si fanno esperienze anche più profonde, scavando più in profondità dentro se stessi, ma anche nell'incontro con gli altri. Non so, credo sempre che se scaviamo un po' di più, piuttosto che rimanere in superficie, anche
tutto quello che sperimentiamo è più bello, quindi ci si diverte anche di più se la vogliamo guardare dal lato del divertimento. Poi vabbè, chiaramente è una cosa molto soggettiva, non è che voglio imporre la mia visione a nessuno, chiaramente, però ecco, ci piace addentrarci un po' nelle cose, ed è anche per questo che in questo progetto abbiamo scelto di fare dei video un po' più lunghi, però come dicevamo anche con Francesca stamattina, ci sarebbero sempre tante cose in più da vedere in tutte queste zone dove noi stiamo andando. Il video dura mezz'ora, che per essere un video sui social è anche lungo, ma preferiamo raccontarvi meno cose ma un po' più in profondità, piuttosto che ubriacarvi con 3000 immagini bellissime che poi alla fine del video non vi resta niente, perché non vi trasmettiamo niente, nessuna informazione, nessuna conoscenza, ma neanche nessuna emozione nel vivere, nel vedere i luoghi, no? E quindi abbiamo un po' fatto questa scelta che speriamo possa essere apprezzata. Del resto, insomma, per vedere belle immagini, gente che ormai fa foto e video bellissimi, è pienissimo. Noi vogliamo portare in più il fatto di condividere la nostra esperienza. Bene, mi sa che siamo arrivati quasi all'ora. Che ore sono? 8:11. E 11? Ok, allora io vi ricordo che noi siamo online con la puntata 11, quindi ormai abbiamo superato la metà del viaggio. Questa sera alle 21:30. Vi ricordo che nel primo pomeriggio, qua non c'è un orario fisso perché appena riusciamo le pubblichiamo le foto che vi daranno un'anticipazione su questa giornata assieme a Francesca. E quindi insomma seguiteci e state con noi. Come sempre ringraziamo tutte le persone che ci stanno seguendo, perché è veramente bello leggere i vostri commenti, leggere quello che pensate, ma soprattutto vedere che state viaggiando insieme a noi, che insomma era proprio quello che volevamo fare. Quindi anche se insomma non abbiamo numeri da capogiro, però è bello vedere che quelle persone che stanno seguendo partecipano attivamente e sono coinvolte, quindi davvero anche in questo caso c'è una condivisione un pochino più profonda e ne siamo felicissime. E come sempre ringraziamo tutte le persone che stanno facendo delle donazioni in denaro. Contiamo entro fine mese di aver coperto tutte le spese, compresa la benzina, e quindi anche il vostro contributo è veramente fondamentale chiaramente a questo fine. E vi ricordo che tutte le persone che faranno una donazione riceveranno comunque un voucher di pari valore per avere uno sconto, ovviamente di pari valore a quello che donano, per partecipare a qualsiasi viaggio o escursione di Sardegna Sacra a vostra scelta nell'arco del 2021. A questo proposito qualcuno già mi ha chiesto, mi dovete perdonare se ancora non c'è il calendario di tutto il 2021 online, ma come sapete sono tempi un po' faticosi, per cui ho deciso adesso di aspettare i primi di marzo e poi pubblicherò tutto il calendario della primavera, delle escursioni e dei tour lunghi, così avrete anche tempo per potervi organizzare, ovviamente nel caso vogliate partecipare magari a un viaggio un po' più lungo. Facciamo passare la macchina perché siamo on the road. Oggi letteralmente abbiamo anche gli spettatori. Ci sono due mucche che ci stanno guardando dall'altro terreno, sono vicine, no vabbè, sono fantastiche. E insomma vi dicevo, quindi abbiate un attimo di pazienza, vediamo e speriamo che quando finisce la validità di questo DPCM ci siano delle norme un po' più chiare per i prossimi mesi, e quindi diciamo che aspetto quello, dovrebbe essere 5 marzo e poi pubblicherò tutto il calendario. In ogni caso per le prime escursioni in Sardegna di marzo alcune sono già pubblicate online, quindi almeno quelle le potete già consultare. Ringraziamo anche il nostro sponsor Macocco. Vi ricordiamo che anche acquistando le t-shirt e i gadget date sempre un contributo anche al nostro progetto, e quindi insomma
che dire di altro. Grazie a tutti, tranquilli, faremo delle foto alle mucche così dopo ve le facciamo vedere e noi insomma ci prepariamo per iniziare questa puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.